La chiesa di San Giacomo Apostolo di Venezia, situata a Rialto, storico centro economico-finanziario di Venezia, fu per secoli una rettoria soggetta al primicerio di San Marco dalla fine del secolo XII, quando il governo veneziano trasformò l'intera zona del mercato di Rialto in piena espansione. La tradizione la considera la chiesa più antica di Venezia, risalente addirittura al 25 marzo 421. In realtà non risulta alcuna testimonianza della sua esistenza anteriore alla metà del secolo XII. La chiesa trae le sue origini probabilmente dal soggiorno a Venezia del pontefice Alessandro III durante il conflitto tra papato e impero, che si concluse grazie alla mediazione veneziana il 25 luglio 1177, il giorno di San Giacomo Apostolo. Nei giorni successivi il pontefice consacrò 3 chiese di Rialto: San Matteo, San Giovanni e la terza dedicata appunto a San Giacomo, da poco edificata nel luogo in cui l'autorità ducale si faceva garante della liceità e della sicurezza dei commerci tramite i pubblici uffici, offrendo pure un luogo sacro per la consacrazione dei negozi commerciali. La chiesa fu posta sotto la giurisdizione ducale alla fine del secolo, quando venne ceduta dal vescovo di Castello Marco Nicola al primicerio di San Marco Leonardo, con tutte le rendite derivanti dalle case e botteghe costruite a ridosso della chiesa. La chiesa era affidata a un rettore ed era pure collegiata. Elemento caratterizzante della facciata resta l'orologio, costruito nel 1410 e restaurato nel secolo XVII. I decreti del 22 giugno 1805 e 7 dicembre 1807, emanati dal Napoleonico Regno d'Italia, posero la chiesa di San Giacomo sotto la giurisdizione della parrocchia di San Silvestro. Attualmente detiene lo status di rettoria e dal 1934 funge da cappella dell'Arciconfraternita di San Cristoforo e della Misericordia. Recentemente la reliquia del braccio di San Giacomo Apostolo, conservata per oltre 1600 anni nella Basilica di Santa Maria Assunta a Torcello, è stata trasferita il 22 maggio 2022 in questa chiesa. Questo ritorno storico riavvicina la preziosa reliquia alla comunità veneziana nel luogo di culto più antico della città.